chiamo Domenico, in casa mi chiamano Menego. Ho 12 anni ed abito ad Asolo. Mio padre è morto in guerra e io abito con mia madre e mio nonno Maurizio. Per noi nonno Iccio. Oggi è il 19 agosto 1958. Settembre è ormai alle porte, ma oggi è un giorno speciale. Per la prima volta il nonno mi porterà al mercato. Andremo lungo il torrente, il Muson, fino a Castelfranco. La nonna Bianca ci ha chiesto di andare a prendere un vitello nuovo per la stalla. Menego e il nonno vengono sorpresi da un acquazzone improvviso. Impossibilitati a tornare sui propri passi per le condizioni del terreno, reso ormai fangoso dalla pioggia, decidono di allungare il tragitto e trovare riparo nel granaio degli zii di Menego, a Resana. Siamo arrivati a Resana. Ma ci saranno anche dei ragazzi alla sagra? Perché se ci sono solo anziani, io non mi diverto. E ora nel mese di agosto a Resana si festeggia il patrono San Bortolo e che era da andare in funzione, in chiesa. Dopo si andava fuori che era i giustrine, che era i baracchetti che vendeva i ciugetti, che vendeva i carobe, che sarebbe i carube. Beh, e noi altri davamo torsi queste robette qua tutti quanti. Dopo che avevamo tutte queste robe giocavamo magari con il sedrio, nascondersi per trovarsi e facevamo tanti giochetti così finché veniva scuro e dopo con i genitori si andava a casa. Noi tritosi negli anni 57, 56, che avevamo 12, 13 anni, andavamo nel Muson per fare il bagno e siccome che l'acqua era bassa costruivamo dei roste che facevamo come dei piccole cascatine per poter alzare l'acqua e andare a fare i tuffi. Quando che avevamo finito di fare il bagno e avevamo tempo perché era ancora chiaro, andavamo a pescare questi pescetti che era sotto i sassi che si chiamava marsoni e andavamo a pescarli col pirò, che è una forchetta. Vabbè. E ciappavamo questi pesci a sera, portavamo a casa e facevamo come una specie di fortaia. Però tante volte mi scappava perché i pesci erano più furbi di noi altri.